Indubbiamente è importantissimo per l'ambito coneglianese che arriva fino a Valdobbiadene e si estende appunto nell'area della DOCG, però è importantissimo dal punto di vista della visibilità che darà alla nostra città, al nostro territorio, perché logicamente una cronometro fatta di sabato, voi immaginate l'affluenza di persone che ci sarà, appassionati e non, e soprattutto la visibilità, si parla di 120-130 nazioni che saranno collegate con il Giro d'Italia, dove per 7-8 ore gli elicotteri gireranno sulle nostre meravigliose colline, sul nostro meraviglioso territorio, quindi il bigliettino da visita che verrà presentato sicuramente sarà splendido e sicuramente l'investimento verrà giustificato e verrà ripagato nel tempo. Sicuramente la tappa crono, che è la tappa UNESCO, sarà sicuramente un bellissimo e strepitoso bigliettino da visita. Dopo il 7 luglio appunto che abbiamo ricevuto, che il nostro territorio, le nostre colline di Conegliano Valdobbiadene hanno ricevuto questo riconoscimento, il prossimo anno, il 23 maggio, avremo ospiti il Giro d'Italia, avremo ospiti innumerevoli ciclisti e appunto le telecamere della RAI che riprenderanno tutte le nostre colline. Questa è un'opportunità di visibilità, di promozione sicuramente, ma anche di sport. Poi se parliamo di turismo non possiamo non parlare di turismo sportivo, e anche il Giro d'Italia crea le condizioni per promuovere questa tipologia di attività.